aumentiamo la qualità, la competenza e la professionalità di chi lavora nell'ente locale e possiamo anche ottenere risorse per remunerarlo meglio. Ma le risorse per remunerarlo meglio non ci possono venire da Roma, ladrona o no che sia, non ci possono venire dal federalismo fiscale che serve a mantenere i servizi a livelli di efficienza eccetera eccetera, può venire soltanto da un miglioramento del lavoro al nostro interno, da una maggiore sua produttività. Bisogna che tutti comprendiamo che non solo vanno eliminati gli sprechi, che credo veramente siano mai ridotti all'osso, almeno in Lombardia, nel Veneto eccetera eccetera, non solo eliminare gli sprechi, ma eliminare tutte le sacche di inefficienza, eliminare e combattere le situazioni che ci sono all'interno della governance complessiva, perché il comune, parlo per casa mia, il comune non è soltanto i dipendenti diretti del comune, il comune è un'amministrazione molto larga, non ci sono soltanto i 3.000 che lavorano al comune di Venezia, ci sono le centinaia che lavorano a Veritas, che lavorano alla CTV, che lavorano qua, che lavorano là. In questo sistema complessivo non sono ammissibili disuguaglianze eccessive, non sono ammissibili situazioni assolutamente disparate per quanto riguarda i trattamenti, i contratti eccetera eccetera. Bisogna rimettere ordine in quella che è la governance, come si usa dire, di un'amministrazione comunale, di un'amministrazione regionale. Bisogna combattere l'improduttività, bisogna combattere gli sprechi, bisogna combattere i privilegi, perché non basta essere lavoratori dipendenti per essere quelli che stanno contro il padrone, vero? Quindi questa è una partita che ce la giochiamo insieme, amministrazioni e sindacati, ognuno con le sue responsabilità, ma nella consapevolezza che siamo nella stessa barca, oppure ogni volta che c'è una proposta di razionalizzazione, ogni volta che c'è una proposta evidente per migliorare l'efficienza del lavoro, per aumentare la produttività, anche al fine di meglio retribuire e di meglio professionalizzare i nostri dipendenti, dobbiamo fare le guerre. Questo è il punto. Dobbiamo fare le lotte, dobbiamo fare le trattative che durano un anno, anche per fare le cose più evidentemente di pura razionalizzazione. Questo chiedo, questo ormai è giunto il momento di mettere in chiaro. Io, per quanto mi riguarda, vado avanti per la mia strada e laddove ho la possibilità di fare un miglioramento evidente, laddove ho la possibilità di andare nella direzione delle città metropolitane nei fatti, non a parole, perché la città metropolitana vuol dire mettere a rete servizi, vuol dire fare economie di scala, questa è la città metropolitana. E allora, laddove posso fare un servizio che combinare i servizi di trasporto, li combino, laddove posso combinare i servizi di pulizia di igiene urbana, li combino. Non è che devo aprire una trattativa di un anno per dire adesso mi metto d'accordo con l'azienda di Treviso, con l'azienda di Castelfranco. Non trattative con la regione o con lo Stato, trattative sindacali. Non posso andare avanti un anno per fare qualunque operazione di pura razionalizzazione, laddove sempre sono comunque garantiti i diritti acquisiti, l'occupazione, tutto. Non è possibile, perché le risorse per continuare a svolgere questi servizi io li ottengo da migliore organizzazione, da più efficienza, da più produttività, non posso ottenerli da nient'altro. E così è per i vigili urbani, voglio essere chiaro, così anche per i vigili urbani. Che senso ha parlare di città metropolitana e poi nella città metropolitana ogni comune deve avere la sua aziendina di igiene, la sua aziendina di trasporto, la sua pulizia municipale? Ma che senso ha? È chiaro che laddove posso, anche usando di una legge regionale, io andrò nella direzione di fare il consorzio di pulizia urbana e magari ci vengono altri comuni, perché questo significa razionalizzare il servizio, renderlo più efficiente, renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini, risparmiare qualcosa da un lato e avere più risorse per i miei dipendenti, anche i vigili urbani, più risorse anche per loro, se miglioro il servizio complessivamente. Che senso hanno le resistenze su questi processi? Che senso hanno le resistenze su questi processi? Qual è il senso, voglio dire a voi che siete del sindacato, qual è il senso sindacale di resistere su questi processi?
e di renderli estremamente difficili, estremamente complessi, estremamente faticosi e alla fine quindi anche dispendiosi. Che senso ha? Io vorrei che al vostro interno non voglio entrare nelle polemiche e nelle contraddizioni che sono naturali, che esistono tra le centrali sindacali. Io vorrei semplicemente pregare che vi sia una discussione, come dire, la più franca possibile al vostro interno, perché soltanto attraverso questa discussione e con una posizione sostanzialmente unitaria del sindacato si possono realizzare speditamente e bene questi processi. È chiaro che questi processi vengono realizzati al meglio se vi è una intesa unitaria sindacale che dialoga con le amministrazioni, e si realizzeranno al peggio, si devono realizzarsi attraverso rotture all'interno del sindacato. Mi pare evidente, no? Quindi io ci tenevo particolarmente ad essere presente con voi oggi, sia per il quadro generale che è drammatico che vi ho esposto, ma soprattutto appunto perché per appellarmi veramente a tutto lo spirito unitario che ha sempre mosso il sindacato italiano, perché queste partite delicatissime si possono fare in questo paese soltanto se vi è certo una politica intelligente e con respiro strategico, ma vi assicuro è perfettamente utopistico che in un paese moderno come il nostro, eccetera, eccetera, e in una situazione di crisi come questa si possa fare bene politica in assenza di un valido, forte, rappresentativo, unitario sindacato. Il sindacato è fondamentale in un paese, e più è unito, più è forte, più è anche combattivo, più ha proposte anche alternative, più è un interlocutore a tutti gli effetti, a tutto campo, ma sulle riforme da fare, sul futuro da conquistare, non un sindacato che conserva, che resiste, ma un sindacato propositivo e anche combattivo e anche polemico se serve, ma sulle cose da fare. Su questa cosa di Vigile, ad esempio, io mi sarei aspettato che dire da fare, facciamolo così, oltre quello che dici tu, appunto. Ma cosa dici Maerne e Spinea sola? Voglio Chioggia, voglio Milano, voglio San Domà, voglio allargare. Cioè un sindacato che si muova con questo spirito unitariamente è un elemento essenziale per le riforme che in questo paese bisogna realizzare. Se non c'è sto sindacato in questo paese, queste riforme, io temo, non si faranno mai. Una sola sottolineatura, l'ho detto nell'intervento di apertura. La UIL alle cose che tu dicevi mi sembra che in modo chiaro, inequivocabile, ha detto che è d'accordo. Noi siamo convinti di procedere unitariamente, però non a tutti i costi. Siamo un sindacato che vogliamo fare accordi, quindi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Chiediamo che l'amministrazione si assuma le proprie responsabilità. Ti ringraziamo. Procederei in questo modo, se siete d'accordo, o di fare un giro veloce di 1 minuto, oppure se qualcuno vuole fare qualche domanda agli intervenuti, come preferite.